Eccoci di nuovo qua. Oggi vi voglio proporre qualcosa di particolare. Mi hanno chiesto di partecipare a una serata, che cosa potevo fare, cosa potevo portare. E ho proposto di portare la tartare di tonno, fatta a modo mio, tonno pinna gialla, pescato nel Pacifico, di scuola mediterranea, un mio must da ormai 10 anni. E pensavo di portare un vino di pantelleria, un vino del genere, per andare più o meno vicino a quello che poteva essere un abbinamento di mare. Invece ho detto, ma perché non porto qualcosa di particolare? E parlo di qualcosa che ho conosciuto recentemente. Parlo del rosato dell'azienda agricola Spolert. Rosato da uve refosco. Siamo in Friuli, siamo a Prepotto, siamo in zona Nova Cuzzo. Il produttore è un giovane ragazzo, Riccardo Cagliari, scusate. Lui è veronese, arriva in Friuli dalla Toscana, dove aveva un'azienda a Montalcino. Io ho conosciuto lui tanti anni fa in questa azienda a Montalcino proprio. Poi ci siamo persi di vista, ci siamo incontrati per caso. Sono andato in azienda, un'azienda di 8 ettari, una molto bella. Lui ha dovuto fare grandi lavori quando ha acquistato questa azienda, perché chiaramente come tutte le aziende friulane non erano tenute benissimo, erano più che altro aziende di conferitori, producevano uva sfusa, tappo durissimo. Eccoci aperto il vino, usiamo un calice normale, quindi rosato da uve refosco, lo versiamo. Colore rosa molto chiaro, rosa femminile, rosa che piace a mia moglie, questo sicuramente, dal colore. Aspettiamo un attimo per sentirlo al naso. Il colore lo vedete molto bello. Può starci anche come colore vicino alla tartare di tonno, visto che non è tonno rosso del Mediterraneo ma un pinna gialla. Il vino presenta un interessante profumo di rosa. C'è anche una discreta verticalità nel vino. Al palato leggermente tannico, comunque una bella freschezza e una bella beva. Un vino d'aperitivo. Io adesso provo questo abbinamento, lo provo per la prima volta, è stata un'idea che mi è venuta così, adesso vediamo se ci sta. Il vino pulisce bene la bocca, non invade troppo il tonno che ritorna nel finale, quindi diciamo che l'abbinamento è abbastanza centrato. Penso che potrò fare una bella figura, la farà sicuramente Riccardo con il vino, la farò io la tartare di tonno, insieme saremo vincenti. Buona serata, ormai la bottiglia ce la finiamo chiaramente mangiando il tonno.